Buonasera, voci e parole che testimoniano il dissenso e in qualche caso anche la rabbia per il provvedimento adottato da Agcom che non assegna nessuna frequenza alle emittenti locali. Un provvedimento che rischia seriamente di compromettere il futuro di queste emittenti, è un provvedimento anche che rischia di mettere il bavaglio per sempre alle emittenti locali. Nella giornata dello sciopero contro la legge bavaglio, alla quale anche le redazioni di Veneto e Friuli della nostra emittente aderiscono, noi siamo qui per affrontare proprio questo argomento e lo facciamo con il governatore del Veneto Luca Zaia. Buonasera governatore, benvenuto. L'editore di TV. Governatore Zaia, una situazione un po' imbarazzante questa, perché ci troviamo di fronte a una situazione, potremmo definirlo, di federalismo alla rovescia. No, questo è bello e buono centralismo romano fatto con la migliore tradizione borbonica e i risultati si vedono. Noi da un lato diciamo che il servizio pubblico lo fanno anche le TV locali, quindi ci chiediamo anche perché continuiamo a dare i soldi alla RAI, diciamolo fino in fondo. Dall'altro dobbiamo dire ai cittadini che se passa questa nuova norma, questa legge, definiamola come volete, questa decisione a livello nazionale, della quale parlava l'editore, quindi parlava Thomas Panto, noi dobbiamo dire ai cittadini che c'è il rischio di non vedere più le nostre TV locali. Io non sono qui a difendere Antenna 3 o la singola televisione, sono qui a dire che l'informazione delle TV locali non rappresenta solo un elemento di... Io capisco che a Roma dà fastidio quando sentono dire il governatore del Veneto che 7 persone su 10 qui in Veneto parlano e pensano in Veneto, che questa è la regione che vuole il federalismo e l'autonomia. Guardate che prima della guerra negli Stati Uniti, che ha portato alla libertà e alla fine della schiavitù, c'era un presupposto: evitare che gli schiavi imparassero a leggere e scrivere. Se qui vogliono fare sì che i territori evitino di avere le informazioni che ce la debbono mandare solo le TV nazionali, noi non siamo della partita. Tanto è vero che ho detto a Panto e agli altri editori che la Regione sarà a fianco, ma anche con fatti concreti, ad esempio sottoscrivendo ad adiuvandum, cioè significa firmando il ricorso che faranno davanti al TAR, immagino. Al TAR del Lazio. E quindi noi saremo lì a sostenere questa battaglia perché è una battaglia di civiltà. E hanno ragione da vendere. Ma non esiste che si vieti ai cittadini di avere le informazioni. Guardi, qualcuno potrebbe anche dirci, se fossero un po' furbi, che la RAI 3, la TV regionale, dà già questo servizio, ma non lo dà perché nasce per dare servizi regionali che non fa. È perché... la più grande incompiuta del federalismo, Rai 3. Sì. Io direi che è la più grande che ci hanno rifilato, direi che è un'assoluta schifezza quello che sta accadendo con la terza rete, perché la terza rete deve essere a disposizione dei popoli, deve essere a disposizione delle regioni, delle comunità locali. È entrata nel clima della lottizzazione pura. La terza rete è della sinistra, punto. Questo è accaduto. Quindi si sono spartiti le reti, per carità, la politica è giusto che mandi i propri rappresentanti, ma siccome ne mancava una per accontentarli tutti, l'hanno tolta alle regioni e l'hanno data alla politica, e questo non ci va bene. Anche Rai 3 Regione? Io sto parlando della rete Rai 3 e dico che Rai 3 nasceva per diventare gran cassa per le comunità locali, quindi per le regioni. Oggi noi abbiamo un telegiornale regionale che dura poco, qualche servizio, io direi che nel palinsesto delle 24 ore si parla di Veneto quanto? 20 minuti? 20 minuti, la domenica anche meno. È un'assoluta schifezza, io lo sto dicendo ormai da qualche anno, bisogna che la RAI capisca che noi il canone non glielo paghiamo più e che stiano anche attenti perché ci stiamo stancando di questo sistema di fare informazione, fra l'altro informazione non libera, perché questo qui non vuol dire informare i cittadini.
cosa che invece noi siamo, l'abbiamo dimostrato. A me piace ripeterlo in più occasioni di quello che è stata, ma non soltanto questa, anche altre emittenti, la TV locale. È stata servizio pubblico in molte occasioni, in occasioni anche elettorali, in occasione di fatti anche, ahimè, tristi, ma dove la televisione locale c'è stata. Il Presidente Zaia è un buon testimone anche del lavoro che è stato fatto, credo un po' da tutti. Adesso non voglio che ci assumiamo noi dei meriti, ma anche per la tromba d'aria di Vallà.